Mister Mauro Zironelli si chiude con una vittoria in rimonta nel finale del campionato, insomma era giusto, era bello chiuderlo con una vittoria, così è stato. Sì, è importante intanto fare i 3 punti per battere il record dei punti e poi per cercare di dare anche una sterzata. Avevamo l'occasione contro l'ultima in classifica. Il primo tempo è stato un po' l'insegna dell'ultimo mese e non ci siamo piaciuti, non è che non sono piaciuti a me, anche i ragazzi erano abbastanza stizziti, infatti abbiamo visto fortunatamente una bella reazione nel secondo tempo e poi abbiamo avuto anche qualche altra occasione buona per poter andare subito a fare il 2-1 e non ci siamo riusciti con Benomio, Camarà, poi Nicoloso è stato bravo a anticipare il portiere e finalmente a fare questi 3 punti che ci danno la possibilità appunto di finire bene, perché era voluto finire in casa con un pareggio, una sconfitta e fortunatamente siamo stati bravi a ribattere colpo su colpo. Abbiamo incontrato una squadra anche se retrocessa, però era viva e hanno fatto una bella partita, però siamo stati bravi a dare questa reazione. Qual è il bilancio della stagione di Mauro Zironelli dopo 38 partite giocate? Senz'altro è un ringraziamento a tutto lo staff, innanzitutto hanno fatto un grande lavoro, a tutti gli staff medico, fisico, tecnico e dirigenziale, poi a tutti i ragazzi che hanno dato tutto. È stata una partita, è stata un'annata faticosa perché non si è partiti benissimo, poi col discorso della Coppa Italia abbiamo prolungato le partite a 44 che non sono poche e ci hanno un po' debilitato verso la fine, però ci sta. Però secondo me è un'annata positiva, abbiamo possibilità di costruire su una base solida e vediamo, ci prepariamo bene per il campionato prossimo.